Attimi di paura nella notte verso le 3:30 per un incendio divampato al primo piano di una palazzina di via Silvio Pellico a Olmo di Martellago. Al secondo piano un uomo di 88 anni, al piano terra la nipote. Mentre la nipote, che vive al primo piano, è riuscita a scappare, l'anziano è rimasto bloccato al secondo, si è rifugiato alla finestra perché la sua casa era completamente invasa dal fumo. In attesa dei vigili del fuoco, giunti poco dopo con 4 automezzi e 14 operatori. Hanno raggiunto l'88enne con l'autoscala portandolo a terra, mentre altri operatori si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme al primo piano, che hanno provocato l'incendio e il fumo. Mentre attendevano l'arrivo dei vigili del fuoco, sia la nipote che lo zio sono rimasti in contatto telefonico con gli operatori del 115, che li rassicuravano e aggiornavano mano a mano sui tempi di arrivo dei soccorsi. Ancora da chiarire le cause dell'incendio che ha provocato danni al solaio del piano terra e danni da fumo sull'intero edificio, tanto che per il momento è vietato l'accesso all'abitazione, almeno fino al ripristino di tutte le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba con il rientro delle squadre.